Stadio Russo di Via Grande, Limesi Atletico Catania scende in campo per la quinta giornata del girone B d'eccellenza. Gli etnei ospitano il Palazzolo per un match che è quasi un testacoda di classifica. Padroni di casa che inseguono la vetta forti ai 9 punti conquistati e reduci dal blitz esterno contro il Real Siracusa Belvedere, ancora a secco di vittorie invece la compagine ospite che ha raccolto solo 2 pareggi in questo inizio di stagione. Terna arbitrale interamente di Palermo con il fischietto Daniele Mastro Simone coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cottone e Nicolo Somma. Mister Natale Serafino schiera con un 3-5-2 il suo Imesi Atletico Catania di fronte a Vitale trovato da Rigo e Godino, con Zanella e Amante ad agire sui binali laterali, trittico in mediana composto da Grasso, Sacò e Anastasio, tandem offensivo con Leonardi e Randis. Grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Andrea Giuffrida passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Imesi Atletico Catania alla ricerca della terza vittoria consecutiva tra le mura amiche. E dalla prima vera occasione passano in vantaggio i locali. Sacò, servito da Trovato, premia l'inserimento di Anastasio, bordata sotto la traversa che lascia impassibile Martinez. 1-0, Imesi Atletico Catania che mette subito le cose in chiaro, una gran rete del 22 ex Giarre. Padroni di casa che troverebbero il raddoppio 5 minuti più tardi con uno schema a confondere la retroguardia Acreide. Anastasio pesca Leonardi e gonfierebbe anche la rete, ma gioco fermo per segnalazione il primo assistente. Giro di boa della prima frazione, Grasso in pressing feroce induce l'avversario all'errore, il quale spalanca un'autostrada a Leonardi che in 2 contro 0 si lascia ingolosire dalla porta, calciando largo con il destro si chiariscono immediatamente dove i giocatori mister Serafino. Solida travolgente azione di Grasso sull'out mancino, oramai diventata specialità della casa, conclusa da un pallone sul secondo palo sul quale non arriva Randis. L'Imesi Atletico Catania gioca sul velluto, azione perimetrale con Godino che imbuca per Randis, palla al terzo uomo e Leonardi che si può involare ancora una volta, sopraggiunge dalle retrovie Grasso che spara su Martinez. Al 41esimo Tuscio lunghissima in area per la testa di Randis che fa da torre a Leonardi, sbilanciato al momento del tapin, lascia correre il direttore gara sul prosieguo dell'azione. Grasso calcia a botta sicura trovando il salvataggio con la mano di Coria. Il signor Mastro Simone però compie una clamorosa topica. C'è solo una squadra in campo a Russo di Via Grande ed è l'Imesi Atletico Catania che può sfoggiare tutte le armi a propria disposizione. Ancora sull'asse Randis, Leonardi, Grasso, confezionato, una ghiottissima chance non sfruttata al numero 8 che si dispera. Sul finire di frazione però si fanno vedere anche gli ospiti che hanno una clamorosa chance con Acosta provvidenziale per il ripiegamento difensivo di Zanella che si frappone tra la sfera e la porta. 2 minuti al rientro in campo e le formazioni e gli ospiti tornano a mettere paura alle parti di Vitale con una volée su assistenza di Novello che termina larga di poco. Etnei che però tornano a macinare gioco, sfondamento a destra e un ottimo Zanella, cross per Randis che si avvita cercando una bicicletta alla Ronaldinho Gaucho, solo il palo a negare la gioia al numero 9. Ennesima chance per i locali al 50esimo, un Grasso e manda in corsia Amante, cross per Leonardi, attacca bene il primo palo, mancando però ancora una volta l'acuto vincente. Imesi che non la chiude, Palazzolo che allora ha l'occasione per pareggiarla, mancino di Ziccone che termina sull'esterno della rete. Al 65esimo Trovato sfonda a destra, campanile per Randis che sale in cielo, ancora un soffio dal 2-0 a compagine di mister Serafino. Finalmente arriva a 11 al termine il meritato 2-0 ai locali. Randis in una inusuale versione di assistman, scodella in profondità per Leonardi, destro incrociare sul quale mette una pezza Martinez che nulla può sul tapin successivo di Grasso, pollice in bocca e dedica speciale per il numero 8. All'80esimo termina la partita di Leonardi al quale è mancato solo il gol quest'oggi, al suo posto dentro Maiorano. 2 minuti più tardi Imesi Atletico Catania che non vuole proprio alzare il piede all'acceleratore, ancora Grasso manda in porta Randis costretto agli straordinari Martinez. Nel finale spazio anche a Bocciuei, luogo di Amante. 1 minuto più tardi tocca a Richichi prendere il posto di Anastasio che si prende gli applausi del Russo di Via Grande. Nel finale da segnalare solo il tentativo largo di Castroville alla ricerca del gol della bandiera, segue il triplice fischio del signor Mastro Simone di Palermo. Imesi Atletico Catania che centra la quarta vittoria in 5 uscite, la terza consecutive tra le mura amiche, rilanciando così le proprie ambizioni di alta classifica. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.